Buonasera a tutti, oggi è venerdì 17 gennaio e con oggi sono 238 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante ormeggiata nel porto di Trieste. Come potete vedere in questo momento mi trovo su questa gru a circa 30-35 metri d'altezza e questa è la quota dove sono riuscito a creare questo riparo di fortuna con questi teli di plastica. E come vedete oggi il tempo è abbastanza mite, nel senso che non fa troppo freddo, per fortuna non c'è vento, quindi approfitto per fare questo video e farvi vedere appunto come vivo, come si può sopravvivere su questo bestione di acciaio che come vedete è un intreccio di tralicci e di ferro arrugginito fondamentalmente. Ehm, Ed è tutto una situazione veramente surreale, perché come vedete questo riparo è creato appunto tra questi tralicci di ferro, bisogna sempre stare molto attenti a dove si mettono i piedi, perché anche se prima, come sapete, stavo a circa 60 metri d'altezza, quindi molto più in alto, diciamo più pericoloso, anche se poi nella sostanza non è che cambi molto, perché poi alla fine precipitare da 35 metri o precipitare da 60 metri non è che poi faccia molta differenza, insomma, la differenza sta soltanto nel numero di pezzi poi da raccogliere, perché poi insomma si fa comunque una brutta fine. Quindi bisogna sempre stare molto attenti e come sapete la cosa più pericolosa su questa gru è proprio il vento, che qui a Trieste poi c'è la bora ed è un vento che arriva a scatti, non è costante, arriva a refolate, le refolate sono veramente subdole e vigliacche, perché ti spintonano di colpo e qualche volta mi è capitato anche di finire veramente con le gambe nel vuoto, aggrappato per le mani a un traliccio. Ed è successo anche questo qui su questa gru. Comunque voglio approfittare e vi faccio vedere come, come l'interno di questo riparo di fortuna. Ecco, questa è la tendina dove dormo. Ecco, naturalmente qui si rimane sempre alla ghiaccio in qualche modo, anzi solo alla ghiaccio. Non c'è ovviamente nessuna fonte di riscaldamento, ci sono solo questi teli di plastica che appunto sono estremamente precari, come potete immaginare. Poi quando arriva lo stratempo e il vento forte, poi inevitabilmente spacca tutto e porta via tutto, e bisogna sempre star lì a risistemare e ricreare questo spazio, che è l'unico spazio fruibile e in qualche modo vivibile. Anche se qui anche comunque bisogna stare sempre attenti a dove si mettono i piedi, perché non c'è mai una superficie veramente piana, ci sono sempre queste aperture, questi vuoti. Anche qui vedete, più di una volta io sono inciampato, ho rischiato veramente di spaccarmi una gamba con queste fessure qui. Ecco, per rispondere a tutti quei morbosi che mi chiedono come vivo, come nutro e come riesco a espellere i miei bisogni fisiologici, beh, insomma, non è che ci voglia molto. Insomma, come vedete qui ci sono delle bottiglie di plastica, dei sacchetti di plastica, una cosa abbastanza logica e banale, no? E poi qui vedete c'è la borsa con i viveri che mi vengono portati tutti i giorni, per cui insomma per tutti quegli odiatori che mi vorrebbero affamato e magari con temperature polari, e purtroppo mi dispiace deluderli, ma io comunque mi nutro, insomma, so che loro mi vorrebbero impiccato al primo palo, ma non sarà così. Io continuo a resistere, non è facile, come potete immaginare, è durissima stare qui su. Ehm,
questi detrattori, questi odiatori di questo sistema che descrivono la Gru Ursus come un albergo a 5 stelle, ecco, questo è praticamente l'hotel a 5 stelle Ursus. No? È così che si vive. Qui c'è un tavolino dove è un computer e una sedia, tutto quello che sono riuscito a sistemare, che è possibile sistemare su questa gru, dove appunto io scrivo, l'unica cosa che posso fare è scrivere e comunicare con il mondo esterno, raccontare quello che è accaduto su questa gru, che sta accadendo, è il motivo per cui io sono arrivato a fare questa scelta estrema. E come ho sempre detto, ormai qui non ce n'è più nessuno che ci difende in questo paese, non ci sono politici, non ci sono politici veri, non ci sono sindacalisti veri. Come abbiamo visto, i sindacalisti addirittura hanno partecipato al bando di gara della mia impresa, per cui insomma è, è- è- è veramente è un disastro su tutti i fronti, non ci sono forze dell'ordine che ci difendono, non ci sono tribunali che ci difendono e quindi dobbiamo arrangiarci noi persone pacifiche, dobbiamo arrangiarci come possiamo. Io l'ho detto, lo ripeto lo ripeto, non so se questa sia la strada giusta, ma abbiamo visto che non ci sono altre strade, tutte le altre strade che sono state percorse hanno fallito, se no non saremmo arrivati a questo livello di decadenza. Ecco, come potete vedere qui c'è una rivista, c'è c'è un biglietto da visita della, della parlamentare De Carlo, diritti umani, speriamo che si faccia finalmente avanti e faccia valere anche i diritti umani, insomma qua siamo andati veramente oltre, qua non ci sono più parole, qua non siamo solo ai confini d'Italia, veramente siamo ormai ai confini della realtà. E adesso io mi auguro soltanto che le persone oneste, vere, gli intellettuali, gli artisti, i benpensanti di questo paese, di questa Europa, si incomincino a muovere e facciano qualcosa perché ormai qui c'è una deriva culturale, umana, etica e morale che fa paura e non vorrei veramente che facessero lo stesso errore che hanno fatto le persone negli anni 30 pensando che appunto che Hitler e Mussolini fossero dei poveri ignoranti mentecati e poi abbiamo visto quello che sono stati capaci di fare. In questa città c'è un sindaco, come abbiamo visto purtroppo, che è di una volgarità, di un'ignoranza e di una disumanità e di una violenza veramente inaudita che continua insomma a dare dimostrazione della sua miseria umana, no? Tutti i giorni. Ecco, io veramente vi- vi prego di muovervi, di fare qualcosa perché così non si può più andare avanti, ma non solo per me, credo che ormai per tutti, insomma, qua siamo veramente tutti sulla stessa barca che sta affondando, in qualche modo siamo tutti su questa gru, coinvolti in questo sistema, per cui adesso dobbiamo noi, brave persone, muoversi, ognuno come può, meglio che può, ma muoversi, perché imprecare, lamentarsi, suicidarsi, rassegnarsi non serve. Questa è l'unica cosa che non serve. Quello che serve è a muoversi, alzare la testa e ribellarsi a questo sistema marcio e malato. Per cui muovetevi, vi prego, muovetevi.